C'è grande fermento a Schiavon, dove è stato costruito il più grande impianto di biometano in Europa. La struttura di trasformazione di reflui zootecnici in energia rinnovabile e fertilizzante naturale verrà inaugurata venerdì mattina nel corso del primo Festival del biometano. L'evento, promosso da Femogas e Coldiretti Vicenza con il supporto di Legambiente, sarà una grande festa popolare ispirata alle tradizioni contadine e avrà due obiettivi. Da una parte ricreare l'atmosfera della civiltà rurale da cui nasce e nella quale vive questo impianto all'avanguardia e dall'altra avvicinare la popolazione al tema molto sensibile dell'energia. Per il taglio del nastro del Max impianto arriverà a Schiavon anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che aprirà una tavola rotonda sul tema del biometano e delle energie rinnovabili. Con lui i vertici di Coldiretti e Legambiente, oltre a Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico e all'energia della regione. Al taglio del nastro parteciperà anche Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato. L'impianto sarà aperto al pubblico fino alle 18:30 grazie alle visite guidate condotte dagli studenti dell'Istituto Agrario Parolini di Bassano e ai partecipanti verrà regalato un sacchettino di digestato, un compost solido prodotto proprio nell'impianto di Schiavon. L'impianto è gestito da due società operative, Motta Energia ed EBS, di cui sono socie 117 aziende agricole attive nel territorio del Brenta, principalmente nei comuni di Schiavon, Pozzoleone, Bressanvido e Sandrigo. Proprio la compartecipazione è l'elemento unico e distintivo di questo progetto. Gli allevatori infatti alimentano quotidianamente l'impianto con 360 tonnellate di letame, liquami bovini e pollina, vedendo il loro impegno premiato dalla restituzione sotto forma di fertilizzante organico naturale.